C'era da aspettarselo che dopo l'ordinanza Musumeci per sgomberare gli hotspot dell'isola montasse la polemica politica ed infatti non sono scadute le 24 ore che il capogruppo di Italia Viva Davide Faraone ha raggiunto ieri pomeriggio Agrigento per depositare una denuncia per procurato allarme contro il presidente della regione e i rappresentanti della Lega. Ho presentato un esposto alla Procura di Agrigento per difendere la Sicilia dagli sciacalli, dice Davide Faraone, perché l'ordinanza del Presidente della Regione siciliana e le parole del segretario della Lega nuocciono gravemente all'economia della Sicilia e alle tasche dei siciliani. Presentare al mondo la Sicilia come un lazzaretto, come il campo profughi dell'Europa, affermare che i migranti passeggiano fra i turisti che poi portano il Covid nelle loro regioni e scrivere un'ordinanza farlocca e disumana non solo va contro i principi di accoglienza e di solidarietà, ma mette in ginocchio un pezzo importante in un momento di crisi profonda dell'economia siciliana. Alla propaganda distruttiva di questa classe dirigente e responsabile, in un momento in cui, grazie ai nostri imprenditori alberghieri, ai ristoratori e a tutti gli operatori del comparto dell'enogastronomia, stiamo finalmente ripartendo con la giusta marcia dopo il lockdown, conclude Faraone, occorre rispondere con parole chiare e nette per non vanificare gli sforzi dei siciliani. Immediata la risposta a Faraone dei deputati della Lega. Troviamo singolare che il senatore Faraone abbia trovato il tempo di raggiungere Agrigento per presentare il suo esposto quando avrebbe potuto tranquillamente presentarlo a Palermo, la sua città di residenza e il luogo dove è stata adottata l'ordinanza del Presidente della Regione. Il senatore Faraone vuole rivolgersi al procuratore di Agrigento che ha già indagato Matteo Salvini e tiene tantissimo a specificarlo. Intanto sul fronte dei migranti, 62 positivi al Covid-19 ospiti all'hotspot di Pozzallo sono stati trasferiti, così informa il sindaco di Pozzallo che dichiara il frutto di una collaborazione continua e riservata con il Ministero dell'Interno che testimonia come soltanto la sinergia istituzionale può portare a risultati celeri. La politica dell'accoglienza continua ad essere una delle scelte etiche fondamentali per questa amministrazione. Ringrazio il capo del governo per la sensibilità mostrata, ma ribadisco che il governo deve assicurare la massima priorità alla gestione dei migranti, ascoltando i sindaci e le autorità locali che hanno una visione diretta e completa del problema. A Lampedusa intanto arriva l'esercito per controllare chi scappa dal centro. La nave Aurelia, a causa del forte vento, non può attraccare, lo potrà fare quando il tempo lo permetterà. Qualcuno nei giorni scorsi, dice il sindaco, è uscito dal centro di accoglienza, ma possono stare tutti tranquilli perché coloro i quali hanno mostrato sintomi da Covid sono stati rigorosamente controllati ed isolati dai migranti in uffici in un edificio apposito.